Oggi c'è stata una giornata dedicata alla sostenibilità organizzata dal Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione. Abbiamo affrontato i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e c'erano diverse istituzioni facenti parte del DVRI che hanno partecipato e ognuna con il suo punto di vista sulla sostenibilità. Io volevo sapere se questa giornata in cui i punti di vista sulla sostenibilità erano diversi, le ha fatto cambiare o evolvere in qualche modo la sua idea di sostenibilità. La risposta è sì. Premetto che io parto già da una conoscenza di questi obiettivi dal punto di vista della diversità e della disabilità, quindi penso sempre alla diversità degli individui e alle interazioni tra gli individui e gli ambienti. E un punto a cui non avevo pensato era quando abbiamo discusso per esempio che cosa significa l'inclusione e l'inclusività. Una persona che era seduta al tavolo ha detto pensiamo anche alla diversità dei quartieri di una città, che in un certo senso un quartiere di una città è un pochino come una persona. E all'inizio ho pensato no, non è vero, l'inclusione è pensare no, alla diversità degli esseri umani. Poi invece questa cosa in realtà mi ha arricchita, ho pensato questo è un punto di vista diverso, quindi anche nella discussione di che cosa significa per te l'inclusione, a me questo mi ha fatto vedere il punto di vista di un'altra persona e all'inizio appunto c'è stata questa negoziazione sui significati e alla fine nell'attività che poi è stata così partecipativa di discutere che cosa significa una parola, alla fine abbiamo trovato un significato nuovo che era più complesso di quello originario. Quindi sì, mi ha fatto vedere le cose da un punto di vista diverso e questo per me è una ricchezza. Oggi abbiamo provato il format dei tavoli della sostenibilità e in questi tavoli c'erano persone con provenienze molto differenti, chi si occupava più di arte, chi si occupava di inclusione sociale come lei, chi si occupa di oceanografia, quindi abbiamo messo insieme competenze molto diverse che rappresentano un po' l'identità del DVRI che con i suoi 12 enti ha una natura molto interdisciplinare. Volevo chiederle quindi due cose, se secondo lei ha funzionato, in parte mi ha già risposto, e di che cosa, quali sono i risultati che sono emersi dalla discussione del vostro tavolo della sostenibilità. Di nuovo la risposta è sì, perché penso sempre che l'innovazione sia nella scienza che nell'arte implica un atto creativo. A volte in realtà l'atto creativo è guardare magari la stessa cosa da un punto di vista diverso e ogni volta che c'è un confronto con un punto di vista diverso, se la persona è aperta, questo di fatto per me è un progresso. Nel concreto io spero di poter magari rincontrare queste persone, perché questo è un primo passo, quindi non so rispondere esattamente, cioè se questa cosa ha funzionato. Certo che ha funzionato dal punto di vista di farci scambiare vedute, funziona quando poi c'è la continuità, quando poi in realtà ne viene fuori qualcosa, quindi sì, e spero che continui questa cosa. E rispetto al tavolo della sostenibilità, quale obiettivo avete scelto di affrontare? Dunque, noi abbiamo scelto di affrontare l'obiettivo numero 11, che riguarda le città sicure, sostenibili, inclusive. E abbiamo scelto questo obiettivo un pochino pensando alla città e in realtà avendo in mente un'idea di una città che è calata in un ambiente naturale, quindi pensando che un pochino una città che, per esempio una città come Venezia, che è sull'acqua, quindi una città per essere sostenibile alla lunga deve avere un rapporto sano con l'ambiente e poi un rapporto sano interno. Abbiamo pensato anche alla fruizione, per non morire una città deve avere non soltanto una sostenibilità appunto ambientale, ma anche per esempio pensando ai giovani, pensando a una città che per esempio cresce troppo oppure dove i giovani vanno via perché non trovano lavoro, non è una città sostenibile. Quindi l'abbiamo preso come modello di un ecosistema ambientale, sociale e vivibile, trasmettibile.
rispetto anche alla dimensione culturale, delle tradizioni, per esempio, dei lavori, quindi abbiamo lavorato molto su questo tema e nell'ambito, diciamo, dell'inclusione abbiamo pensato anche alla fruizione a tutte le persone e il rispetto, diciamo, della diversità delle persone e degli ambienti. Grazie mille. Ok, grazie a voi.